3 confronti, 3 vittorie, non vi potete lamentare. Diciamo che questo forte è forte, però tu dicevi fuori dai microfoni che hai visto anche un bel Monza. Sì, l'ho visto per 3 volte un bel Monza, ho fatto i complimenti anche alla partita di Coppa Forte dei Marmi al mister perché si vede il suo lavoro, è una persona preparata, non lo scopro certo io, è una persona preparata e ha tirato fuori il meglio da questi ragazzi. Noi abbiamo vinto 3 volte con il Monza perché abbiamo fatto 3 partite molto buone. Stasera i miei ragazzi mi sono piaciuti tantissimo perché comunque è una pista difficile, perché ripeto il Monza gioca molto bene e abbiamo fatto una partita a corta in difesa, l'unica pecca è che abbiamo sbagliato qualche gol di troppo, però questa sera devo fare un gran complimento ai miei ragazzi. Sì, molto, molto mestiere, l'avete dimostrato, basta guardare, come dire, il roster e non si può sbagliare. Dove può arrivare questo forte? Non lo so, nel senso che veramente prendiamo partita per partita, è proprio un dogma che abbiamo noi in spogliatoio, affrontiamo tutti quanti con la massima umiltà, non è un modo di dire o è proprio un pensiero che abbiamo quest'anno perché abbiamo avuto mille difficoltà di infortuni, mille difficoltà di tutti i generi, di salute. Adesso stiamo benino, stiamo riprendendo quota, stiamo giocando anche bene, le ultime 2 o 3 partite le abbiamo giocate veramente bene, però non ci poniamo limiti, guardiamo partita per partita. Grazie. Grazie a voi.